Blindo Studios presenta. Ufficio Cazzi e Targhe, telefono da Roma. Un'informazione, voi avete un'automobile in famiglia? Sì, scusi, che istituzione è lei? Che istituzione? No, è un ufficio, non è un'istituzione, istituzioni sono altri. Ufficio? Ufficio Cazzi e Targhe. Come? Cassi? Cassi? Classi? Cassi? No, ho detto No. ufficio? Ufficio Cazzi e Targhe. Ha capito? No. Oh, mamma mia. Scusi, ma non Scusi, sento ma cosa... lei ha un'automobile? Sì, Lei personalmente è titolare di un'auto? sì. Ecco, benissimo, no, noi telefoniamo per le targhe nuove. Lei non sa, forse non lo sa, non ha letto sui giornali che le targhe vanno cambiate, no? Ecco, le targhe nuove saranno tutte molto personalizzate a seconda appunto della persona, che seguiranno e poi seguiranno sempre la persona, anche se cambia macchina. Però vanno personalizzate con delle cifre che attengono, diciamo così, all'intimità della persona, cose che sa solamente lei. Per questo noi chiamiamo e chiediamo queste cose, semplicemente. È solo lei che ha la macchina in famiglia? No. Ecco, vabbè, intanto parliamo di lei. Dunque, allora, dov'è che... Scusi, preferirei parlarne personalmente di queste cose. Ma infatti siamo personalmente al telefono, io sono una persona, non sono mica un nastro registrato, altrimenti direi attendere, prego, capisce? No, ma preferirei venire io di persona a parlare con voi, magari. Lo so che è sempre meglio venire di persona piuttosto che... Prima di dare dei dati personali. Certo, certamente, ma io le chiedo che so l'età, questa cosa, cose così, dei dati molto semplici. Ecco, per esempio, lei d'età, quanti anni ha? No, mi scusi, Lei non vuol dire questa nemmeno mi sembra l'età. una telefonata commerciale, ora mi sbaglierò anche. Come commerciale? Se No. siete un ufficio pubblico dato da queste cose qui, allora mi dice dove Ma devo lo sa venire e perché, vengo io lo sa di perché persona. facciamo questo? Perché ci saranno delle lunghissime code e quindi noi cerchiamo per quanto possiamo di telefonare a tutti i cittadini Vabbè, ma dov'è il vostro ufficio? Ufficio Cazzi e Targhe è in Via delle Cantonate, come sempre, è sempre stato lì e sempre In sarà. viale? Via, vedi che lei Via? abbia dei problemi. No, ho il telefono abbia che dei non problemi. si sente bene. Via? Via delle Cantonate, numero 23. Delle Cantonate 23, Lei sa dove? dove è Via delle Cantonate? Glielo spiego, forse non lo sa. È una strada un po' periferica. Ha presente il viale dei Soldatini di Piombo, quello con gli alberi, quello tutto alberato? Mi scusi, ma lei mi sta prendendo in giro, No, perché... ha presente il viale Dove, a alberato? Grosseto? Sì, ma certo, viale dei Soldatini di Piombo, sfocia in una piazza tonda, che si chiama Piazza delle Candele Spente, in mezzo c'è il monumento al Cerino. Ecco, la prima a destra... Sì, vabbè, mi sta prendendo in giro. Ma cosa ride? Ma cosa dice? No, sono io che rido. Scusi, lei mi ha fatto una pernacchia lei? Pronto? Pronto? Ho sentito una pernacchia, l'ha fatta lei? No, il mio telefono. Ah, mi scusi, no, perché sembrava proprio una pernacchia, signora. Senta, qui l'ufficio Cazzi e Targhe. Senta, lei è titolare di un'autovettura? Sì? Ecco, ha una macchina, eh? Sì. Ecco, benissimo, allora come saprà dobbiamo cambiare le targhe il prossimo anno, ci saranno targhe nuove, sostituirle a quelle vecchie. Allora, le targhe nuove avranno un numero, le dico subito, che ha a che fare con la persona che conduce la macchina. Per cui le faccio qualche domanda per trarre poi questo Scusi, numero. ma lei chi è? Io sono nell'ufficio Cazzi e Targhe, signora, telefoniamo un po' a tutti per cercare di eliminare poi le code agli uffici, sa? Allora senta, per formare questo numero in base a dati personali, lei può dirmi la sua età, signora? 56. 56, benissimo. Ecco, poi può dirmi la sua altezza, quanto è alta lei? 1,70. 1,70, poi il numero di scarpa? 37. 37, profondità vaginale? Io non lo so. Non lo sa? No. Non l'ha mai... allora, lei è sposata naturalmente? No. Ah, non è sposata? No. Ha avuto qualche uomo, insomma, nella vita? No. Mai? No. Lei è lesbica? Ma senta, ma lei cosa No, mi io le risponde? chiedo, scusi signora, sono domande, non sono affermazioni. Lei è lesbica? No, io sono una persona normale. Ma guardi che anche le lesbiche sono persone normali, ognuno è normale nel suo mondo, per carità di Dio, nel suo modo di essere. Per cui più o meno, ecco, la profondità vaginale, io pensavo che misurando magari un pene che l'avesse in un tempo anche Senta, passato guardi, a me penetrata, questa cosa non me ne potevamo interessa magari niente. anche risalire alla sua cavità, Senta, cosa c'entra orifizio. le targhe? Certo, sono numeri. Lei mi dice in centimetri quanto è profonda, signora, e io le metto tutto sulla targa. Capisce? Io non gli posso rispondere, non lo so. Ma saranno 10, 20, 30? Più o meno. Senta, non può passare oltre?
passare C'è oltre. altre domande da fare? Guardi, ci sono altre domande? Sì, posso farne un'altra, via, possiamo fare una domanda sostitutiva. Aspetti che chiedo, signorina, possiamo fare una domanda sostitutiva? C'è? Va bene, via, facciamole una domanda sostitutiva, d'accordo. Ecco, signora, la distanza che intercorre da un capezzolo all'altro, cioè lei ha quelli ce li ha, ecco, voglio dire, che distanza c'è fra un capezzolo e l'altro? 30 centimetri. 30 centimetri, lei l'ha misurato a volte? 30 centimetri tra un capezzolo e l'altro. Sì, beh, può essere, sì, può essere. Poi un'altra domanda, signora, quante mutande ha nel cassetto di ricambio? Signora, mi ha fatto un'altra pernacchia. Hai sempre il telefono. Non c'è il sondazzo, stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo, ma non mi importa ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompe